Dal XV secolo in poi, quando sono cominciate ad arrivare tutta una serie di altre espressioni etnocoreutiche che hanno caratterizzato questa evoluzione, e si è sentita la necessità di dare una sorta di nomenclatura ai vari balli. Però in questa circostanza noi vedremo quello che è sul ballo sardo, che chiamiamo semplicemente così, ed è interessante perché lo sviluppo del ballo spesso prendeva forma nel corso dell'esecuzione, quindi magari gli uomini cominciavano anche il ballo perché erano spesso loro, Zazzeracchia, che organizzava le feste di questa natura, si quotava per pagare gli strumentisti e poi di volta in volta invitavano le ragazze del paese a prendere parte alla festa. È un po' questo il concetto che si sviluppa così, con la musica che in questo caso è affidata all'organetto diatonico di Annalisa Pillicu, quindi parleremo poi nel corso della serata anche di questo discorso degli strumenti musicali che vengono assunti per l'esecuzione delle sonorità del ballo tradizionale. Ma cominciamo ad immergerci proprio col ballo popolare, quindi la prima espressione è quella del ballo di Connese, quindi vediamo come anche nel passato, in quella che questa è una piazza vera e propria, si celebrava il momento più alto dell'aggregazione popolare, Savesta.